Buongiorno, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo con le dure critiche al trasporto ferroviario in Lombardia da parte dei pendolari che oggi, in una lettera aperta al governatore Attilio Fontana, hanno chiesto le dimissioni dell'assessora regionale ai trasporti Claudia Terzi, indice puntato contro il degrado del servizio dei treni. Le condizioni di Trenord vengono definite dai pendolari disastrate. Il trasporto pubblico lombardo, si legge nella lettera aperta inviata a Fontana, ed in particolare quello su ferro, di cui la programmazione e funzionamento ricadono nella piena competenza e responsabilità dell'esecutivo regionale, sta conoscendo uno dei suoi più cupi periodi, degradando continuativamente ed in maniera ormai non più sostenibile. I pendolari aggiungono poi, sempre nella lettera Fontana, il peggioramento della qualità e della quantità del servizio è in atto da anni e la pandemia costituisce quindi solo una causa di accelerazione e giustificazione del degrado. Anno dopo anno, insistono i pendolari, le corse sono state ridotte passando da 2.347 corse giornaliere del 2018 alle attuali meno di 1.800 corse, senza contare la riduzione della lunghezza del percorso di molte tratte. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. E ieri sera a Varese, in Piazza della Motta, un falò diverso dal solito per la sagra di Sant'Antonio. A causa dell'emergenza Covid era stato annullato il tradizionale fuoco che richiama di migliaia di persone attorno alla catasta ardente, ma i monelli della Motta, un po' a sorpresa, hanno voluto comunque dare vita a qualcosa di celebrativo del falò, allestendo due bracieri che sono stati accesi alle 9 di sera dal sindaco Davide Galimberti e dal prevosto Monsignor Luigi Panighetti. Alte le fiamme nonostante l'esiguità dei due bracieri, e questa è una tradizione di buon auspicio per un anno fortunato, come ha sottolineato il presidente dei Monelli Giuseppe Redaelli. I passanti, anche questa è una tradizione del falò, hanno potuto gettare nel fuoco i bigliettini con i desideri. Il sindaco Galimberti ha commentato dicendo che il falò non poteva mancare perché è un simbolo, ma il prossimo anno speriamo di poterlo svolgere con le persone presenti come vuole la tradizione. E restiamo a Varese, stop ai lavori di riqualificazione di Villa Milius, destinata a diventare Accademia del Gusto. Vediamo il perché in questo servizio di Adriana Morlacchi. Le immagini sono di Angelo Puricelli. Fermo da novembre il cantiere di Villa Milius. Fermi dunque i lavori finalizzati ad aprire nella storica villa l'Accademia del Gusto della Fondazione Marchesi. La Soprintendenza dei Beni Culturali ha chiesto ulteriori accertamenti sui muri della vecchia villa per verificare che gli intonaci non nascondano affreschi di pregio o altre preziosità. Ricavare cucine in alcune parti della villa, infatti, richiede di inserire nei muri canali di aspirazioni, praticando dei fori nei muri stessi, fori che si teme possano distruggere qualcosa di prezioso. Da indiscrezioni, affreschi ad oggi non sarebbero stati trovati. In attesa della perizia ufficiale, Enrico Dandolo, amministratore delegato della Fondazione Marchesi, fa il conto alla rovescia per la ripresa del cantiere e afferma: sono fiducioso che tutto si risolva entro la fine di gennaio, così da rientrare nella tempistica e far partire i corsi all'inizio del prossimo anno scolastico. Sono passati ormai 10 anni dal giorno in cui si è iniziato a parlare del progetto, teso a portare a Villa Milius l'Accademia del Gusto. Rimane ancora da individuare il luogo dove costruire il parcheggio a servizio dell'Accademia. E spostiamoci a Parabiago, dura condanna da parte della regione per l'atto di vandalismo a Parabiago contro la targa che ricorda i martiri delle foibe nell'omonima piazza della città. La targa è stata imbrattata con vernice arancione, un fatto che era già avvenuto nel 2020. Il consigliere segretario dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Giovanni Malachini, parla di gesto ignobile e vigliacco che infanga la memoria di centinaia di migliaia di persone.
La storia deve insegnare non fomentare rancori, un atto vile che non deve essere sottovalutata. È la reazione poi del Presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale, Curzio Trezzani. Lutto questa mattina nel mondo degli architetti varesini, è morto Paolo Alberigo, 60 anni, abitava a Sant'Ambrogio. Alberigo esercitava la professione di architetto da 30 anni e nel 2017 era stato designato nella Commissione per il paesaggio del Comune di Varese. Alle ultime elezioni amministrative era stato candidato al Consiglio comunale nella lista di Fratelli d'Italia. Paolo Alberigo era un professionista noto in città, è morto all'ospedale di Circolo dove era ricoverato da diversi giorni a causa del Covid. E questa è l'ultima notizia, appuntamento col TG delle ore 19. Buona giornata.